Buonasera, bentornati a un nuovo appuntamento con Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Venerdì 17 agosto a Jesolo l'edizione annuale di Miss Veneto. Chantal Nardin, la vincitrice Miss Veneto 2012, andrà a concorrere alle preselezioni di Miss Italia a Montecatini Terme. Vediamo il servizio. In piazza Aurora a Jesolo l'annuale appuntamento con Miss Veneto per selezionare la vincitrice che concorrerà a Montecatini Terme il 9 e il 10 settembre. Chantal Nardin, la 18enne vincitrice di Ormelle in provincia di Treviso, si è aggiudicata il titolo di Miss Veneto 2012. Campionessa nazionale di pattinaggio artistico a rotelle, non troppo alta e con un fisico tonico e muscoloso, Chantal è stata incoronata venerdì scorso, nonostante le sue poche aspettative. Mi sembra impossibile, non ci credevo, non ci speravo e ovviamente sono contentissima di rappresentare il Veneto, la mia regione, e come andrà, io sono contentissima. La giuria, presieduta dal campione olimpico Daniele Molmenti, ha premiato la giovane studentessa, una ragazza mediterranea e solare. Dalle emozioni delle Olimpiadi alle emozioni di Miss Italia, naturalmente il valore è differente, però ovviamente i brividi sono sempre quelli poi alla fine. Ma sì, sai, vedere comunque una ragazza giovane che vince un'esperienza così, ha l'opportunità di andare alla finale nazionale, insomma, è molto simile comunque a una prestazione sportiva, no? Io oggi ero il giudice e, sai, sono cose diverse, però è stato divertente. Chantal è stata premiata dal sindaco Valerio Zoggia, che si è dimostrato soddisfatto della partecipazione alla manifestazione, che riscuote sempre molto successo. Nel 2002 è iniziata la collaborazione con Miss Italia, Eleonora Pedron, Miss Veneto, diventata Miss Italia. Siamo nel 2012, chissà che i numeri pari portino bene, chissà che Chantal diventi a questo punto la nuova Miss Italia. Guarda, sicuramente è una ragazza che merita di andare nella fase finale di Miss Italia, è una ragazza solare, splendida, e quindi sicuramente tutti noi di Jesolo, visto che è stata incoronata qua a Jesolo Miss Veneto, faremo il tifo per lei.